Gentili amici del Grande Futsal, buon pomeriggio da Gabriele Pappolla e benvenuti al Palapoli. Da qui seguiremo insieme la sfida tra Femminile Molfetta e Cagliari, valida per la 13ª giornata del campionato di Serie A Tesis. Diamo subito lettura delle formazioni partendo dalle ospiti con Ricottini, Orru, Pellegrini, Aresu, Virdis, Furno, Cerbone, Filippa Mendes, Dessi, Cocchito, Vecchione, Carboni. L'allenatore mister Moreno Giorgi. Gli arbitri dell'incontro Emilio Romano di Nola e Ugo Ciccarelli di Napoli. Al crono Antonio Vania di Barletta. Risponde la Femminile Molfetta con Boucaleb, Enrico Francese, Dell'Ernia, Pernazza La Torre, Luna, Dell'Olio, Calè, Piccino, Caballero, Ginosa. L'allenatore mister Diego Iessi. Cagliari settima in classifica con 13 punti, già qualificato per la prossima Final 8 di Coppa Italia. Un risultato importante quello conseguito dal roster rinnovato rispetto alla passata stagione a disposizione di mister Moreno Giorgi. Dall'altra parte la Femminile Molfetta di punti in classifica ne ha 4 dopo la vittoria qui per 2-1 sul Montesilvano di 2 settimane fa. È arrivata la sconfitta nel derby contro la Soccer Altamura nello scorso weekend. Oggi partita importante per la compagine biancorossa. Cagliari invece reduce dalla sconfitta per 10-3 contro il CMB. CMB che continua la sua marcia in vetta alla classifica, un percorso netto per la formazione di mister Neri che finora le ha vinte tutte. Squadra in campo per il saluto pre-gara. Cerchiamo anche di capire quelle che sono le scelte dei due tecnici iniziali. Ricottini tra i pali del Cagliari. C'è Cocchito, la grande ex di questo incontro. C'è Anita Furno, c'è Vecchione e c'è Virdis. Cagliari in completo azzurro, già pronto sul parquet del Palapoli. Foto di rito invece per la Femminile Molfetta. Seconda giornata di ritorno di questo campionato. Boucaleb tra i pali biancorossi, Capitan Marfil Enrico, Gaia Dell'Ernia, Andrea Luna e Calè, le scelte iniziali di mister Diego Iessi. Primo possesso palla sarà proprio della Femminile Molfetta con Enrico sul punto di battuta. Sfuma la musica di sottofondo, tutto pronto al Palapoli. Inizia finalmente Femminile Molfetta Cagliari con Calè che appoggia il primo pallone della gara per Nadia Boucaleb che avanza centralmente, trova bene Enrico, la gira per Dell'Ernia, pensa anche al tiro, poi cambia idea e torna indietro da Calè. Luna, controllo difettoso, Cocchito alla meglio nel rimpallo. Parte Cocchito, è già zona tiro per lei, palla sul fondo. Protagonista nella passata stagione con la maglia biancorossa la giocatrice boliviana. Stagione conclusa poi con la salvezza del Molfetta ai play-out contro l'Atletico Foligno. Calè, porta palla, scarica su Andrea Luna, poi Dell'Ernia. Enrico. Ancora da Dell'Ernia, di prima per Luna, prova a prendere lo spazio centralmente, scarica da Calè che chiude il triangolo per la spagnola che si impegna, la tiene in campo e guadagna nulla perché lei è l'ultima a toccare. Illusione ottica del tocco di Anita Furno, rinvio dal fondo per Giulia Ricottini, a partire del 2001. Furno, Cocchito, alza la pressione Dell'Ernia, allora si va da Virdis. Furno, è partita Virdis con il contromovimento, Furno cercava Vecchione da pivot, c'è stato un tocco di Luna, la rimessa laterale è a favore del Cagliari con Furno che gioca all'indietro per Cocchito. Ancora dalla 13, poi Virdis, primo controllo orientato per puntare Dell'Ernia. Torna indietro da Furno, buon avvio del Cagliari con personalità. Cocchito, presa da Calè in consegna, si trascina il pallone oltre la linea rossa, la rimessa laterale è del Molfetta. Sarà Luna a battere.
cercando Enrico. È andato via il primo minuto. Calè di prima, Coquito per un attimo, poi ancora Enrico, mette ordine. Dell'Ernia. Calè. Cerca una compagna libera, la trova in Luna. Controlla e lascia lì per Calè, a tu per tu col portiere. La prima parata dell'incontro è di Giulia Ricottini, la prima occasione del Molfetta sull'asse Luna Calè. Poteva far meglio forse la brasiliana, grande anticipo intanto di Enrico che prova a mettersi in proprio. Torna da Luna, cerchio del centrocampo, a spazio Luna, prova a prenderselo. Dell'Ernia, controllo un po' complicato, palla manovrata all'indietro, Enrico la deve inseguire però. Trova Calè, centrale Luna. Dell'Ernia chiude il triangolo con un passaggio però troppo potente, chiede scusa all'ex giocatrice del CMB che una settimana fa ha trovato il primo gol del suo campionato nella sfortunata trasferta di Altamura. Un'occasione finora l'ha avuta Calè. Virdis, occhio a movimento di Coquito alle spalle di Calè. Ricottini con i piedi trova la grande Coquito che prova a capovolgere la manovra. Era bella l'idea, imprecisa il passaggio. Si poteva sviluppare un buon 2 contro 1 per il Cagliari, senza però successo. E allora rimessa Molfetta battuta da Dell'Ernia per Enrico. Luna. Calè lavora bene questo pallone per Luna, Furno alla meglio nel contrasto. Avanza la giocatrice del Cagliari. Enrico sporca la traiettoria del suo passaggio. Sarà rimessa laterale a favore della formazione rosso-blu, con Virdis che prende in carica la battuta. Occhio a movimento per liberare il mancino di Coquito. Luna lo sa e intercetta. Poi Calè prova a partire, va a terra nel contrasto con Coquito, tutto regolare. Coquito cerca l'imbucata, Enrico per un attimo, Virdis all'indietro, Furno si impegna ma non mantiene in campo il pallone. La rimessa è del Molfetta. Iniziano i movimenti intanto sulle due panchine. Si è alzata Aresu da quella del Cagliari, si è alzata Ilenia Caballero da quella del Molfetta. Enrico lascia lì per Luna che imbuca. Vecchione per un attimo, poi ancora la spagnola. Cerca l'1 contro 1, perde però il controllo del pallone. Coquito spazza via in rimessa laterale. 2 minuti 36 secondi andati via, 0-0. Un'occasione fin qui l'ha avuta Calè. A tu per tu con Ricottini, non è stata lucida l'ex calcettista del Benfica. Luna. Enrico. Ancora da Luna. Poi Calè nello spazio Enrico, cercata, pallone un po' troppo pretenzioso però per il capitano del Molfetta che non può arrivarci. Molfetta continua a restare alta in pressione, anche se qui c'è un piccolo malinteso sulle marcature e allora c'è Virdis con tanto spazio davanti. Vecchione lavora all'indietro per Virdis che resiste a Calè, poi però il pallone è uscito e la rimessa è ancora della formazione padrona di casa. Enrico. Dell'Ernia. Luna. Parallela a cercare Dell'Ernia che corre su questo pallone. Vecchione è in vantaggio, protegge l'uscita e rinvio dal fondo per Ricottini. Dentro Pellegri, fuori Coquito e lei la prima scelta di Giorgi, giocatrice della nazionale francese. Già 9 gol in stagione per l'ex kickoff. Furno. Pellegri porta palla centralmente di esterno da Vecchione, corpo a corpo con Enrico. Fallo del capitano del Molfetta, punizione per il Cagliari. Primo fallo del pomeriggio l'ha commesso il Molfetta. Pellegri contro Luna, prova a passare, ci riesce per un attimo, poi rimpallo con Calè, alla meglio ancora Pellegri che porta a casa la rimessa proprio davanti alla panchina del Molfetta. Occhio ai movimenti per liberare il destro di Virdis. Pellegri va lì a calciare sul secondo palo, trova Vecchione tutta sola, passa in vantaggio il Cagliari con Vecchione. 3 minuti e 39 secondi il vantaggio ospite con il quarto gol in campionato di Vecchione dagli sviluppi di rimessa laterale, tutta sola sul secondo palo. Vecchione non sbaglia, 1-0 per il Cagliari. Enrico Calè. Dell'Ernia. Bou Caleb cerca una compagna libera, la trova in Enrico, lavora bene questo pallone, arriva come un treno Calè, Enrico però si gira dal lato sbagliato.
Luna, eccola Calè, si mette in proprio, tocca Vecchione, rimessa laterale. Adesso vediamo la reazione del Molfetta, che non vuole perdere tempo e vuole attaccare subito la difesa del Cagliari. Occhio a Luna che si fa anticipare da Pellegri, resiste ancora Pellegri, Dell'Ernia in avanti dove c'è Aresu. Enrico perde il controllo visivo della sfera, poi lo recupera, va a lottare con Aresu e trova anche Calè nello spazio. È una buona traccia per la brasiliana. Ancora Vecchione in vantaggio, fallo di Calè, calcio di punizione a favore del Cagliari. Doccia gelata per il Molfetta, il vantaggio di Vecchione. Va approcciato bene la sfida, la formazione biancorossa. Una dormita da quella rimessa laterale. Vecchione tutta sola sul secondo palo, non ha potuto fare altro che insaccare in rete. Dentro Caballero, fuori Luna, la prima soluzione scelta da mister Iessi. Anche per Nazza e Piccino adesso hanno iniziato le operazioni di riscaldamento. Enrico, corpo a corpo Calè Aresu, intanto palla lontana, l'arbitro fa segno di guardare tutto. Nel frattempo non arriva il pallone a destinazione, rimessa laterale dentro Filipa Mendes per Virdis, giocatrice con la maglia numero 25, classe 91, in gran forma in quest'ultimo periodo. Sono 7 gol realizzati in questo campionato. Vecchione chiude Enrico in rimessa laterale, mentre sta per andar via anche il quinto minuto di questo primo tempo, con il parziale che è cambiato poco fa. Pellegrini davanti a sé Calè, torna indietro da Simone Aresu, poi chiama in causa Ricottini centralmente. Vecchione può controllare ancora il corpo a corpo con Enrico, vanno a terra entrambe, non c'è il fischio, si gioca. Filipa Mendes, punta dell'Ernia, torna indietro Pellegrini, salta secco Caballero. Pellegrini, gran palla per Vecchione che non ha un controllo felice, poi Filipa Mendes, si risistema il Molfetta. Pellegrini, Vecchione centrale, Filipa Mendes, Boucaleb con l'ausilio del palo, vicino al raddoppio il Cagliari. È stata un po' di confusione, un po' di corpi per terra in questa azione, nessun fischio. È arrivato il destro di Filipa Mendes, la risposta di Boucaleb, la rimessa laterale battuta velocemente dal Cagliari per Filipa Mendes. Si appoggia ancora da Vecchione che in quella posizione dà davvero un po' di problemi al Molfetta. È ripartita Caballero che cerca la giocata personale, trova una deviazione e trova anche il calcio d'angolo. Pronta Dell'Ernia. Dell'Ernia dietro, il pallone però è buono per Pellegrini che punta Calè. Ancora Pellegrini, il fallo di Calè, cartellino giallo per la brasiliana che era diffidata e salterà dunque la sfida con la Lazio in programma tra una settimana. Speso il fallo qui Calè, è stata saltata da Pellegrini che ha avuto un impatto davvero positivo sulla gara. Pellegrini sul punto di battuta. Fischia adesso Romano, vediamo Pellegrini che va in porta. Boucaleb attende quel pallone e lo respinge. Poi Enrico cerca il pallone nello spazio per Dell'Ernia, non arriva però alla numero 5 la sfera. Rimessa laterale Molfetta, 6 minuti trascorsi poco fa. Raddoppio vicino per il Cagliari. Caballero cerca Calè che però non era partita, ha un po' accusato il colpo la formazione allenata da mister Iessi dopo un buon avvio, dopo l'1-0 di fatto c'è solo il Cagliari in campo. Ricottini, occhio al movimento di Aresu nello spazio, cercata Filipa Mendes, la lascia lì per Pellegrini, all'indietro da Virdis, poi ancora Filipa Mendes. Buona uscita dalla pressione qui del Cagliari. Aresu non passa su Caballero che porta a casa il possesso palla e la rimessa laterale conseguente. Si alza Piccino anche dalla panchina del Molfetta. Dell'Ernia, Calè,
non passa Calais, torna indietro Caballero. Dell'Ernia, Enrico, Calais cerca di guadagnare un po' di metri il Molfetta. Filippa Mendes, pulita in anticipo, in rimessa laterale. Molfetta si affaccia allora nella metà campo avversaria. Dell'Ernia, finta il destro, poi lo lascia partire, palla alta, poteva essere una buona occasione perché aveva avuto spazio Dell'Ernia per calciare, palla però che non ha inquadrato i pali della porta difesa da Giulia Ricottini, che rimette in gioco il pallone per Aresu. Virdis sulla pressione a tutto campo di Calais. Caballero riesce a trovare un gran passante per Pellegrini. Finora il Cagliari è sempre riuscito ad arrivare al suo pivot con la manovra da dietro, rischiando magari qualcosina, ma il pallone è sempre recapitato prima a Vecchione, adesso a Pellegrini, mentre Virdis va in 1 contro 1, l'attende però al varco Piccino. Allora Virdis si inventa un corridoio per Pellegrini. Pellegrini resiste, calcia, Enrico devia, calcio d'angolo. Pronta Aresu, lascia per Filippa Mendes, corpo a corpo con Calais, si gioca Aresu, calcia col mancino, Enrico rischia con un braccio forse un po' largo, rimessa laterale, rischiato un po' qui, Enrico battuta la rimessa, Virdis passa su Piccino, poi va a terra Calais in aria, fallo di Filippa Mendes e punizione Molfetta. Chiama Pernazza mister Iessi, sarà lei il prossimo cambio. Caballero contro Aresu, non passa, rimessa laterale. Enrico, Calais in avanti, non trova Caballero, un po' di imprecisione adesso. Adesso colloquio tra Emilio Romano e Simona Aresu. Il problema probabilmente è ai parastinchi della numero 8. Ricottini, Aresu, Filippa Mendes. In parallela da Aresu, non passa su Piccino. Continua intanto la diatriba sui parastinchi. Adesso anche Moreno Giorgi va a dialogare con il signor Romano. Tutto risolto, almeno apparentemente. Aresu, Filippa Mendes, Aresu. Da Ricottini. Pellegrini. Aresu, Filippa Mendes, palla un po' complicata, Aresu la deve allontanare in rimessa laterale. Rientra Vecchione fuori Pellegrini, che ha avuto un impatto davvero positivo su questa gara. Enrico, c'è nessuna delle sue compagne vicino, allora Enrico porta palla e adesso trova Calais. Converge verso il centro, Virdis non passa, allora Boucaleb. Piccino. Enrico resiste alla carica di Vecchione e si mette in proprio, poi calcia in 2 tempi Ricottini. Aresu, attenzione al movimento di Vecchione nello spazio, la prende Caballero. Virdis va ad Aresu, Molfetta ha messo ancora una volta male, Piccino evita il 2 contro 1 mettendolo in rimessa laterale, torna dentro Anita Furno. Che adesso porta palla centralmente, scarica su Virdis, banda laterale, Virdis va da sola, Calais recupera, Piccino da Pernazza, primo pallone toccato dalla siciliana del Molfetta, avanza Pernazza, salta Filippa Mendes, poi perde il controllo visivo del pallone, si accontenta di fatto del calcio d'angolo, battuto veloce per il mancino di Piccino, murato da Virdis in rimessa laterale. Anche Ginosa pronta a tornare dentro per il Molfetta. Pernazza lascia la battuta a Piccino,
Colpisce in pieno Filippa Mendes. La rimessa è ancora biancorossa. Con Pernazza. Piccino. Pernazza ancora. Avanza e zona tiro. Vecchione contrasta e ruba palla per Virdis. 2 contro 1. Virdis, Vecchione controlla, calcia. Boukaleb sul suo palo, attenta. Poi tocca Pernazza, rimessa laterale. Vecchione alla battuta. Fuori per Filippa Mendes. Non passa su Caballero che le soffia il pallone e parte. Caballero. Ricottini ancora. Poi Filippa Mendes a contrasto. Fallo di mano di Filippa Mendes. E punizione Molfetta. Non sanzionata la spinta. Troppo leggera forse per gli arbitri di Caballero. Ma il tocco di mano di Filippa Mendes sì. Punizione Molfetta. Secondo fallo del Cagliari contro i 3 del Molfetta. Resta la grande parata di Ricottini e la terza risposta del portiere ex VIP di questo pomeriggio. Ancora una volta in 1 contro 1. Caballero non se l'è portata sul destro, ha provato col mancino. Ricottini attenta, punizione qui intanto per il Molfetta. Con Piccino e Caballero a confronto sulle sorti di questo calcio piazzato. Caballero va in porta con deviazione. Ricottini la vede all'ultimo e la riesce a toccare in corner. Pronta Pernazza, la battuta del calcio d'angolo. Occhio al movimento per liberare Caballero. Si va verso l'imbucata centrale. Palla che però non si abbassa mai e dunque rimessa laterale per Coquito. La giocatrice boliviana lascia la battuta a Furno. Caballero va a contrapporsi col fisico. Ancora rimessa. Si resta in quella zona di campo proprio davanti alla panchina di Moreno Giorgi, che lascia ancora Furno, che si appoggia su Vecchione. Corpo a corpo con Piccino. Vecchione è costretto a tornare indietro direttamente dal suo portiere. Alza la testa Ricottini. Vecchione. Virdis. C'è Calais sulle sue tracce. Coquito in avanti. Piccino ci mette il petto. Furno alla meglio sul rimbalzo. Poi non riesce a tenerla in campo. Rimessa Molfetta, che da un paio di minuti è tornata ad affacciarsi dalle parti di Giulia Ricottini. Prima con Enrico, poi con Caballero. Mentre debutto nel pomeriggio per Simona Ginosa. Piccino. Primo pallone toccato da Ginosa. Un po' lento per Pernazza, che cerca la palla in avanti. Furno. Contrasto, la palla è ancora in campo. Allora Furno, occhio a Virdis che ha spazio. Servita la 11, che calcia sul secondo palo in diagonale. Palla sul fondo. Si era un po' fermata la difesa del Molfetta dopo quella trattenuta di Piccino. Probabilmente si aspettavano un fallo che non è stato fischiato. Siamo entrati nella seconda metà del primo tempo. Ginosa, ben servita da Caballero. Destro sul fondo di Ginosa. Bella trama questa di Caballero per Ginosa. Palla però imprecisa. Virdis in avanti. Vecchione ancora una volta bravissima a lavorare questo pallone. Poi brava a sua volta Piccino a guadagnare questo possesso palla. 9:25 da giocare nel primo tempo. Sempre 1-0 per il Cagliari. Il gol è in apertura di Vecchione. Piccino per Caballero, pressata da Furno. Rimessa laterale. Piccino da Boukaleb. Pernazza centralmente cercata a contrasto alla meglio su Coquito, che va a terra. Con un po' di furbizia porta a casa la punizione. Quarto fallo del Molfetta. Allora deve stare attenta la formazione biancorossa a non esaurire il bonus. Furno trova Coquito e parte nello spazio. Vecchione lascia per Coquito, resta a terra. Coquito calcia, palla fuori. Quando ha spazio Coquito calcia sempre da quella posizione. Ha le doti balistiche per poter far male. Piccino
scarica all'indietro. Pernazza in banda da Ginosa, centralmente Caballero offre un passaggio facile. Si va invece da Pernazza in banda opposta. Pernazza, palla pigra, Furno la guadagna. Poi il rimpallo è per Boucaleb. Caballero resiste alla carica di Coquito, resiste anche a quella di Vecchione. Deve però liberarsi del pallone e trova bene Simona Ginosa in banda. Prova a guadagnare un po' di metri il Molfetta, ma è impreciso il passaggio per Pernazza. Rientra Luna. Molfetta sta mancando un po' di precisione nella metà campo avversaria. Attenzione a questa rimessa laterale con Furno che va sempre a trovare Vecchione. E ancora una volta Vecchione bravissima, spalla alla porta, da Boa a lavorare questo pallone. Virdis e Luna, bel duello, alla meglio la spagnola del Molfetta che si mette in proprio e parte. Cerca poi Ginosa davanti al portiere, Ricottini ancora bravissima sia nella parata sia nel tenerla lì. Iniziano a essere tante adesso le occasioni valide dal Molfetta, infatti Moreno Giorgi ne vuole parlare su, è pronto un time out per il Cagliari. Coquito in avanti per Vecchione che si impegna, la mantiene in campo per un momento, poi si trascina il pallone fuori. Batte veloce il Molfetta, 7:44 da giocare in questo primo tempo. Pernazza porta palla, scarica su Andrea Luna, finta della spagnola. Ginosa, larga Piccino, servita in avanti per Ginosa che però non si intende con la compagna di squadra. Palla sul fondo, time out Cagliari. Sette minuti 33 secondi per chiudere il primo tempo. Cagliari avanti di 1. Il gol di Vecchione in avvio. Il Molfetta ha reagito, ha avuto diverse buone occasioni con Calais, con Ginosa, con Caballero e con Enrico. Sempre attenta a Ricottini. Le occasioni le ha avute per il raddoppio anche il Cagliari. Tre ottime risposte di Boucaleb, anche con l'aiuto del palo sul destro di Filipa Mendes. Rimessa laterale per la formazione sarda con Virdis sul punto di battuta. Giocatrice capitano del Cagliari, classe 2008, già nel giro della nazionale azzurra. Sicuramente il talento più luminoso che il nostro movimento sta producendo nell'ultimo periodo. Giocatrice che nonostante la giovane età gioca con una personalità da veterana. Luna cerca Ginosa che non riesce a controllare, rimessa laterale per il Molfetta. Ancora con Simona Ginosa che lascia per Piccino in buca. Luna anticipata da Mendes. Piccino chiama lo schema da rimessa laterale. Piccino ancora prova a imbucare, non c'è nessuno sul secondo palo. Rinvio dal fondo per il Cagliari. Ricottini, Filipa Mendes, Molfetta sempre alto in pressione. Filipa Mendes, da Virdis, solita palla per il pivot. Stavolta è Pellegrini che lavora bene per Aresu. Virdis, partita Pellegrini, Virdis ci pensa, poi si rifugia da Aresu.
Per un attimo Piccino, Ginosa evita la rimessa laterale. Poi l'ultimo tocco è di Filipa Mendes. Pernazza, Luna, Ginosa all'indietro, Dariana Piccino, c'è spazio per servire Pernazza. Adesso è lei a fare il pivot. Lavora bene, spara alla porta l'ex Bitonto. Luna, larga, Ginosa, chiede palla. Luna ci pensa, preferisce Piccino, chiude il triangolo, servendo però Pellegrini. Avanza la francese, Pellegrini, zona tiro, Pernazza in estirada, rimessa laterale per il Cagliari. Chiama lo schema addirittura dalla panchina Mister Giorgi. Pellegrini, Virdis, Pellegrini, cambia banda, Arisu col destro alle stelle. Pronta Boukaleb a rimettere in gioco il pallone. Luna, ritmi non elevatissimi in questo primo tempo. Ginosa, Piccino, per un attimo Pellegrini, poi Luna sulla parallela, Ginosa in ritardo nel movimento, Aresu non si fida, la mette in rimessa laterale. Dicevamo, ritmi un po' bassi, partita che ha un alto valore per entrambe le squadre. Il Cagliari che con una vittoria potrebbe davvero mettere una serie ipoteca sulla propria salvezza, che era l'obiettivo stagionale del club sardo. Il Molfetta deve cercare di allungare mentre calcia Luna in due tempi Ricottini. Ricottini rischia di esaurire i secondi a sua disposizione. Luna in anticipo, Ginosa va da sola e guadagna ancora rimessa laterale. 5:47 da giocare in questo primo tempo del Palapoli, con Piccino che dà indicazioni a Pernazza sulla battuta di questa rimessa. Ginosa, palla all'indietro difficile, Piccino riesce a tenerla, poi Boukaleb ce l'ha sul mancino, bene da Luna, pressata bene a sua volta da Filipa Mendes, rimessa laterale per il Cagliari. Presenza numero 52 con la maglia della femminile Molfetta per Simona Ginosa. 5 gol, 2 gli assist, il suo bottino per la giocatrice con la 70, che qui va in pressione forte su Filipa Mendes, che riesce a darla a Virdis. Ancora Virdis, Arisu, Filipa Mendes, partita Pellegrini, Filipa Mendes porta palla, la sposta, calcia, la vede all'ultimo Boukaleb, sulla ribattuta c'è Pellegrini. 2-0 Cagliari, Faustin Pellegrini raddoppia la formazione sarda con il tap-in di Pellegrini. 2-0 con 5:16 ancora da giocare. Enrico Calè. Pellegrini chiude in rimessa laterale. Adesso il Molfetta deve cercare di sbloccarsi anche dal punto di vista emotivo. Ci era riuscita dopo il primo gol, creando delle occasioni anche se non clamorose. Calè, Dell'Ernia, Luna in avanti a metà strada fra Dell'Ernia ed Enrico, palla persa dal Molfetta. Filipa Mendes alla battuta. D'Aresu. In avanti Pellegrini. Aresu. Virdis. Avanza lei. Virdis si mette in proprio. Va bene sul secondo palo. Non arriva la deviazione di Aresu. Rinvio dal fondo per il Molfetta. 4:36 da giocare. Enrico. In avanti c'è Calè. Resiste Calè. Poi ancora da Enrico. Prova a chiudere il triangolo. Arriva Dell'Ernia che calcia. Ricottini in due tempi. Anche stavolta la tiene lì. Virdis. Aresu. Filipa Mendes.
Aresu ancora sbaglia le misure del passaggio, rimessa laterale per il Molfetta. Luna calcia, murato da Aresu. Virdis dove c'è Dell'Ernia, pensa al destro, poi lascia partire il sinistro con doppia deviazione. Ultimo tocco del Cagliari, calcio d'angolo. Luna, Dell'Ernia, Luna ancora, murato, Pellegri salta la prima e parte. Sterzata di Pellegri, si complica un po' la vita, riesce comunque a portare a casa la rimessa. Gol numero 10 in stagione, quello realizzato poco fa da Faustin Pellegri. Aresu porta palla all'ex Irpinia, poi ancora da Filipa Mendes che sbaglia però il passaggio, rimessa laterale. Batte veloce il Molfetta, calcio d'angolo per Calais che batte veloce. Filipa Mendes ben appostata e ripartita Coquito, 2 contro 2, avanza la boliviana, è tutta mancino. Enrico lo sa, l'aspetta e la costringe a tornare indietro. Da Aresu che sbaglia il passaggio. Adesso Calais, Dell'Ernia, Luna, attenzione al movimento per Calais, palla troppo lunga, non arriva la brasiliana. Poteva essere una buona occasione perché Filipa Mendes non l'aveva seguita stavolta. Furno, Coquito e Dell'Ernia, corpo a corpo. Luna recupera, Calais, arriva Vecchione sulle sue tracce, allora Dell'Ernia chiude il triangolo. Calais non riesce però a lanciarsi verso il portiere avversario, sbaglia anche Ricottini. Adesso un po' di confusione, ma c'è stata la reazione del Molfetta dopo il 2-0. Qui Calais, Filipa Mendes richiamate dal signor Ciccarelli della sezione di Napoli. Enrico, partita Dell'Ernia, Enrico la cerca ma non la trova. Filipa Mendes in avanti da Vecchione contro Enrico, si allacciano, non c'è fallo, poi però il Molfetta si ferma. Rimessa laterale per il Cagliari. Si rialza Vecchione, tutto ok, 5 con Enrico, rimessa Cagliari. Filipa Mendes che sportivamente restituisce palla al Molfetta. (2:46 ancora da giocare in questo primo tempo, il Cagliari conduce 2-0. Luna da Enrico, palla in profondità, Enrico si impegna ma non riesce a tenerla in campo. Furno, Filipa Mendes, Ricottini. Furno ancora, esce ancora bene dalla pressione qui il Cagliari. Filipa Mendes, Vecchione, occhio perché Furno è tutta sola, servita. Furno a tu per tu con Boucaleb, controlla, arriva Dell'Ernia che riesce a metterci una pezza su un passaggio a vuoto della difesa biancorossa. Sfrutta molto Ricottini il Cagliari, finora sta avendo ragione perché Ricottini riesce sempre a trovare la linea di passaggio per il proprio pivot. Calcio d'angolo Furno, 2:16 per chiudere il primo tempo, fase cruciale della gara. Cagliari cerca lo scatto decisivo, Molfetta vuole invece tornare a stretto contatto. Ricottini, Furno la tiene in campo, Coquito in avanti, Filipa Mendes di testa, palla direttamente sul fondo, fuori Luna, dentro Caballero alla prossima. Per questi ultimi 120 secondi Luna, centralmente Calais, servita, chiude il triangolo per la spagnola, calcia Luna, la tiene lì Giulia Ricottini. Ancora una volta qui rischia di esaurire i 4 secondi, qualche protesta della panchina del Molfetta.
Rinvio dal fondo, anzi rimessa laterale per Calais. 1:41 da giocare. Eccolo il cambio con Caballero. Dell'Ernia si appoggia su Boucaleb. C'è nessuna però che viene incontro. Allora Boucaleb trova in qualche modo Caballero. Calcia Caballero! Un gol incredibile di Lenia Caballero. 2-1 femminile Molfetta. Palla che non era potentissima, ma di una precisione incredibile. 2-1. Eurogol di Caballero. Torna in scia la femminile Molfetta. Gol numero 9 in stagione di Caballero, il numero 28 della sua avventura con la femminile Molfetta in 47 partite. Attenzione al lancio lungo di Coquito, troppo lungo, palla sul fondo. 1:26 da giocare in questo primo tempo. Un Eurogol, una magia di Caballero. Ha rimesso in rotta il Molfetta. Enrico Dell'Ernia in avanti, cerca Enrico che si impegna, la tiene in campo, prova a imbucare Ricottini con i piedi, poi ancora Caballero a contrasto con Furno. Si lotta alla meglio la spagnola biancorossa che imbuca e porta a casa la rimessa laterale e gli applausi convinti del Palapoli. Eccola la scintilla che cercava il Molfetta. Ecco anche il time out in arrivo dalla panchina biancorossa. Un minuto e 4 secondi per chiudere il primo tempo. Rimessa laterale in zona offensiva per il Molfetta. Dopo il time out di Mister Iessi, vediamo se c'è uno schema particolare per questa giocata da fermo dell'Ernia. Fuori Calais, controlla, calcia, colpisce Coquito, ricalcia con deviazione e calcio d'angolo. Calais alla battuta del corner. Dell'Ernia, ancora Calais, in buca, murata da Aresu, parte Coquito, corpo a corpo con Dell'Ernia, resiste la boliviana e riparte Coquito, e zona tiro, ci prova, deviazione, Calais evita anche il rinvio, il calcio d'angolo, poi Dell'Ernia sulla pressione di Coquito va a terra, porta a casa il fallo. Fallo numero 3 del Cagliari, 43 secondi da giocare. Calais cerca Caballero, palla difficile per la spagnola che non può arrivarci, alza la pressione il Molfetta ancora una volta. Allora Ricottini rimette in gioco la sfera cercando la solita Vecchione, solito controllo elegante di Vecchione. Aresu dall'ex Lazio. Ecco la Virdis in banda, 30 secondi ancora, Virdis si accentra, non ha spazio per calciare, cambia banda dove c'è Vecchione, cerca la palla dentro per il colpo di tacco di Pellegri, bella l'idea, non preciso però il tentativo della francese. 24 secondi, vediamo se il Molfetta riesce ad imbastire l'ultimo assalto alla porta sarda. Sbaglia il controllo Caballero, allora Pellegri può calciare, Boucaleb respinge in rimessa laterale. Pellegrini vuol battere veloce, bene per Vecchione, non passa su Enrico, respinta con perdite. Ancora Vecchione, a terra Enrico, si lotta ma si gioca, non c'è mai fallo. Pellegrini salta Dell'Ernia, in buca, Calais a 2 secondi, va a terra, non c'è fallo. Suona la sirena, Molfetta 1, Cagliari 2, a risentirci per il secondo tempo di questa sfida.
Tornano in campo femminile Molfetta e Cagliari 2-1 per le sarde dopo i primi 20 effettivi. L'aperta Vecchione, il raddoppio di Faustin Pellegrini nel finale di frazione, l'Eurogol di Ilenia Caballero per il 2-1. Partita giocata a ritmi non elevatissimi ma comunque piacevoli, occasioni da una parte e dall'altra. Sarà del Cagliari il primo possesso palla di questo secondo tempo. C'è già Vecchione sul cerchio del centrocampo. Mister Iessi dovrebbe ripartire con le 5 che hanno chiuso il primo tempo. Così è. Aresu, Vecchione, Filippa Mendes e Faustin Pellegrini davanti a Ricottini. Invece per il Cagliari ancora 20 minuti effettivi da vivere tutti d'un fiato qui dal Palapoli. Batte Vecchione. È ricominciata femminile Molfetta Cagliari. Filippa Mendes, Pellegrini, palla imprecisa, Caballero se ne appropria. Caballero punta, calcia, scivolando però. Torna buona per Filippa Mendes che fa correre Vecchione sulla sua parallela. C'è Faustin Pellegrini che calcia dell'Ernia. Determinante in copertura. Sarà calcio d'angolo. Pronta la francese, la battuta del corner, occhio al destro al volo di Vecchione, palla imbucata, colpisce Aresu che però non ha i riflessi per calciare subito. Era un bolide quello calciato da Pellegrini verso la compagna. Boucaleb cerca Caballero, sbilanciata da Aresu in maniera regolare, che se non è molto d'accordo la spagnola del Molfetta. Pellegrini, Filippa Mendes, gran palla d'esterno per Vecchione che stavolta non riesce a tenerla in campo. Grande, grande lavoro di Vecchione nel primo tempo nel pulire tutti questi palloni e nel offrire un'uscita dalla pressione al Cagliari. Enrico, Calais, centralmente c'è Caballero che riceve, prova a partire Caballero, Pellegrini le soffia il pallone, poi Ricottini da Vecchione, alza la pressione Enrico, allora Vecchione si trascina il pallone sul fondo e regala la rimessa al Molfetta. Non aveva il passaggio per Ricottini, ha un po' rischiato portando quel pallone. Rimessa per il Molfetta. Caballero, dell'Ernia col mancino. La grande risposta di Ricottini, sarà ancora rimessa Molfetta. Ancora Caballero, ancora da dell'Ernia, ci riprova, stavolta si chiude la barriera del Cagliari. Enrico manovra in avanti scucchiaiando, Ricottini chiama il pallone, lo fa suo e lascia lì per Filippa Mendes. Dato via il primo minuto di questa ripresa. Aresu, gran palla di Aresu per Filippa Mendes. Filippa Mendes, determinante l'estirata di Enrico, sarà calcio d'angolo. Che palla ha dato Aresu nello spazio. Chiama lo schema Vecchione. Filippa Mendes pronta alla battuta. Imbucata. Boucaleb attenta sul suo palo, poi la blocca e la fa sua, cercando subito la corsa di Calais. Enrico a Calais, Aresu in vantaggio, rimessa laterale. Prova a prendere un po' di fiducia il Molfetta che ha approcciato bene questa ripresa. Dell'Ernia, stavolta non calcia. Torna indietro da Calais, alza la testa, cerca Enrico, palla ambiziosa ma imprecisa per il capitano del Molfetta, pollice alto verso la brasiliana, rinvio dal fondo per Ricottini, il Molfetta resta alto in pressione. Pellegrini, Caballero tocca la palla, rimessa laterale. Deve recuperare la sfera Pellegrini prima di poter procedere con la battuta. Aresu spazza via sulla pressione di Calais. Anche in questa ripresa i ritmi
non sono altissimi. Calais, spalla alla porta, ha il problema di tenere in campo il pallone, risolto alla grande. Dell'Ernia alza la testa, Enrico prova a proteggere, spalla alla porta questa sfera. Va a terra, tutto regolare, si gioca, Pellegrini prova a correre, Pellegrini contro Calais, la prova a girare verso la porta, sull'esterno della rete con Bucaleb ben appostata sul suo palo. Scorta con lo sguardo il pallone che va sul fondo. Dell'Ernia. Enrico Caballero in avanti per Dell'Ernia che controlla sola contro il portiere. Dell'Ernia arriva Caballero, la palla resta pericolosamente lì, vicinissima al pareggio il Molfetta, prima con Dell'Ernia, poi con Caballero. Si salva il Cagliari. Si sono quasi disturbate Caballero e Dell'Ernia al momento di calciare, poi entrambi hanno avuto la propria chance senza però bucare Ricottini. Ancora una rimessa, ancora Dell'Ernia che stavolta la porta in avanti per calciare, trova un'altra deviazione e trova ancora una rimessa laterale. Pronta Dell'Ernia, anzi forse calcio d'angolo, è calcio d'angolo. Dentro da Enrico che buca la difesa del Cagliari, non c'è nessuna sul secondo palo, si dispera Calais che non ha creduto in quel pallone. Ancora una palla gol però per la formazione del Molfetta che è uscita dagli spogliatoi con il piglio giusto. Occhio però a Virdis, porta a spasso Caballero per il campo, poi sulla pressione di Calais nessuno le chiama l'avversario e butta palla fuori. Enrico, non c'è il corridoio centrale, c'è quello per Calais. Poco movimento, allora Calais va da Dell'Ernia, prova a farla passare a sua volta per Caballero. Filippa Mendes, Ricottini con personalità e freddezza trova Vecchione. Allora c'è un 4 contro 3 per il Cagliari, portato da Virdis, sterza e zona tiro, calcio di punizione a favore del Molfetta. Ci siamo persi le ragioni del fischio, probabilmente il signor, anzi sicuramente il signor Romano era posizionato meglio di noi, nessuno protesta, punizione Molfetta. Primo fallo del Cagliari, terzo minuto andato via, Calais in possesso, finta contro finta e poi palla di Enrico. Calais, Dell'Ernia a memoria, cerca Enrico, servita da Virdis, palo incredibile di Enrico. Occasione gigantesca per la femminile Molfetta, la palla di Dell'Ernia per Enrico non era precisa, è stata aggiustata dal tocco di Virdis, a tu per tu con Ricottini. Non è riuscita il capitano del Molfetta a realizzare il secondo gol del suo campionato, si dispera ancora la 17 biancorossa. Piccino, Luna, Pernazza chiamate da mister Iessi. Si riparte con la rimessa laterale per il Molfetta. Caballero cerca Calais che va a terra, nel contatto con Furno si gioca. Virdis, ancora Enrico sulle sue tracce, ruba palla. Caballero, 3 contro 2 potenziale. Caballero porta palla, la perde però, poi Vecchione in rimessa laterale. Calais protesta con il signor Ciccarelli che ha chiesto a gran voce una spinta ai suoi danni, non ravvisata. Sorride amaro adesso l'ex Cascavel, con cui ha vinto anche una Coppa Libertadores in patria. Enrico lascia Dell'Ernia la battuta di questa rimessa imbucata sul secondo palo, palla fuori, non c'era comunque stata deviazione, quindi il gol non sarebbe stato assegnato nel caso in cui la palla avesse superato Ricottini. 3:33 andati via, più Molfetta che Cagliari in questa ripresa, con il palo di Enrico come occasione più grande di questo avvio di secondo tempo. Bucaleb lascia lì ad Enrico. Sempre i 3 cambi pronti per il Molfetta. Dell'Ernia in avanti, Caballero tocca per Calais, è partita Dell'Ernia, Calais va ancora da Caballero, cerca il varco centrale, fermata regolarmente da Mendes. Allora 3 contro 2 stavolta per il Cagliari, con Mendes che resiste, Calais la terra, era già ammonita, il secondo giallo del suo match, rosso per Calais. Sliding door di questa partita dopo 4 minuti, espulsa Calais per questa spinta su Felipe Mendes. E nel momento migliore del Molfetta
Il Molfetta perde la giocatrice brasiliana. Adesso sì, abbandona il campo Calais. Allora, 5 contro 4 per 2 minuti effettivi. Ovviamente, a meno che non arrivi il gol del Cagliari, Molfetta perde Calais per tutto il secondo tempo. Nel momento in cui la formazione biancorossa aveva espresso il miglior futsal del suo pomeriggio. Questa sliding door, adesso punizione Cagliari dal limite dell'area con Virdis. Imbucata, ancora Virdis, murata da Dell'Ernia, poi Pellegri, si ricompatta il Molfetta. Filippa Mendes all'indietro da Pellegri. Teniamo un occhio anche al cronometro per seguire i 2 minuti effettivi. Vecchione, Virdis, Filippa Mendes, Virdis. Palla che passa, Pellegri la controlla, Filippa Mendes ancora da Virdis di prima, Vecchione non la prende, rinvio dal fondo. Sono andati via 24 secondi in inferiorità numerica. Boukaleb lascia lì per Enrico che la protegge la bandierina. Rinvio dal fondo ancora. Adesso prova a tenerla lì il Molfetta. Continuano le proteste. Stavolta palla per Dell'Ernia, ancora rimessa laterale. Enrico Dell'Ernia, Molfetta la tiene lì, adesso quasi fosse lotta greco-romana. L'ultimo tocco è biancorosso, rimessa laterale per il Cagliari che si riappropria del pallone. Virdis prova a farla girare velocemente da Vecchione. Virdis ancora. Filippa Mendes. Pellegri imbuca sul secondo palo dove arriva Vecchione a fare 3-1. 3-1 Cagliari, sfrutta la superiorità numerica. E ancora Vecchione, doppietta per lei, 3-1 Cagliari. Ha resistito 50 secondi in inferiorità numerica il Molfetta. Poi sul giro palla non è riuscita la formazione biancorossa. A contrastare il Cagliari, torna a -2 il Molfetta. Piccino. Palla per Enrico, imprecisa. Virdis, tamponamento. Enrico Pellegri, calcio di punizione per il Cagliari. Battuta veloce, Virdis. Pellegri prova a passare, Luna anticipa tutti. Palla giocata poi in avanti. Ancora Filippa Mendes, Ricottini direttamente sul fondo. Adesso il Molfetta deve essere bravo a tornare mentalmente in partita, cercare di riprendere quel controllo che aveva acquisito in avvio di ripresa. Bella palla di Luna per Caballero. Filippa Mendes la legge in anticipo e riparte con un'autostrada davanti. Il destro, la risposta di Boukaleb, poi sul fondo Pellegri. Piccino. Cerca Caballero contro Virdis, si allunga la maglia di Caballero, calcio di punizione per il Molfetta, secondo fallo anche per il Cagliari. Fuori Enrico, dentro Pernazza. Miseria si prova a incitare le sue, tempo ce n'è, 14 minuti ancora da giocare. Piccino. Luna. Pernazza sfrutta il movimento di Caballero, va da sola e torna il pallone, fa tornare il pallone alla spagnola. In surplus Caballero, la fa scorrere, la chiama Ricottini e la fa sua. Poi attenzione perché Pellegrini è tutta sola, servita la francese, arriva Caballero sulle sue tracce, gioca bene Pellegrini all'indietro per Virdis. Che gara della 7 del Cagliari. Virdis punta Pernazza, Virdis
si accentra, cambia banda da Furno, finta, torna indietro dove c'è Cochito. Sulla pressione di Luna si rifugia da Virdis, Pernazza ruba palla, dà il vantaggio l'arbitro, si gioca su questa trattenuta. Piccino, Luna, Caballero, Piccino cerca ancora Caballero, palla troppo larga, va a terra Caballero, c'è un fischio, rinvio dal fondo. Ci sembra di aver capito, fallo retroattivo per Virdis. Pronta Ricottini a rimettere in gioco il pallone, lontano da Pellegrini, la tiene Pellegrini, Caballero ruba palla, poi Piccino calcia, Ricottini la vede all'ultimo ma la blocca, ancora Ricottini allo scadere dei 4 secondi, body check per Nazza, palla per Boukaleb. Piccino, fase delicata della gara, Caballero per Nazza, Piccino perde palla e rimessa laterale per il Cagliari, ritorna dentro Vecchione. 2 gol e una gran partita per la 77 rossoblu. Furno si appoggia da Ricottini che ha spazio davanti a sé, calcia Ricottini, Boukaleb ci mette i pugni, poi Cochito, palla altissima sopra la traversa. 12 minuti 42 secondi da giocare, tempo ce n'è per il Molfetta per organizzare la rimonta. Pernazza, Luna davanti a sé Vecchione, Luna ancora da Caballero, poi Piccino, palla pigra per un attimo solo Virdis, Piccino lotta, Pernazza, Luna in avanti da Caballero, ci arriva la spagnola con una mano, se la porta in avanti, giusto il fischio del signor Emilio Romano. Equilibrio per quanto riguarda i falli, 3-3 in questo secondo tempo. Filippa Mendes da Furno, in avanti Pernazza ma solo per un attimo, Cochito è più rapida di lei, poi Cochito porta il pallone verso la propria porta, trova Furno, non passa su Pernazza, rimessa laterale per il Cagliari. Resta l'impressione al Molfetta, allora Cochito libera il passaggio per Filippa Mendes, Ricottini, in qualche modo ne esce il Cagliari. L'anticipo di Piccino, Vecchione la recupera per un attimo, Piccino poi per Caballero contro il portiere, Caballero, ancora Ricottini, determinante su Ilenia Caballero. Che partita anche di Ricottini, mentre è partita Cochito dall'altro lato, Cochito, Filippa Mendes tutta sola, la palla al centro, il gol di Vecchione che anticipa Pernazza, tripletta per Vecchione, 4-1 Cagliari, prova la fuga decisiva, la formazione di Moreno Giorgi. Dalla parata di Ricottini alla ripartenza dall'altro lato, determinante Vecchione, 4-1 Cagliari a 11:43 dalla sirena. Quinto di movimento per il Molfetta con Dell'Ernia per Boukaleb. Piccino porta palla, power play Molfetta, Dell'Ernia, Piccino, Pernazza, Piccino, Pernazza, Dell'Ernia, Luna in buca, chiusa da Resu con le mani dietro la schiena, non c'è fallo di mano, rimessa laterale Molfetta. Luna subito da Dell'Ernia, Piccino, Pernazza, Dell'Ernia, Piccino, poco movimento senza palla per il Molfetta, allora il Cagliari ha vita facile. Rimessa per Dell'Ernia, 11 minuti, 11 secondi da giocare, 4-1 Cagliari, 3 gol di Vecchione. Ginosa in buca con i piedi, respinge Ricottini, poi Virdis non riesce
a dar seguito all'azione rossoblù. Dell'Ernia, Piccinno, Luna in buca sul secondo palo, Ricottini anticipa Ginosa, poi Pernazza si scontra con Dell'Ernia, non c'è il portiere, Virdis ci prova, Piccinno fa buona guardia. Eccolo il primo pericolo creato dal Molfetta col power play, decisiva Ricottini. Pernazza, Ginosa non calcia bene, rimessa laterale per il Cagliari, cambio tra i pali, rientra Boukaleb. Ricottini, impreciso il suo destro in avanti, time out femminile Molfetta. Molfetta e Cagliari, 10:28 da giocare, Cagliari avanti 4-1, tripletta di Vecchione, gol di Pellegrini, nel mezzo il gol di Caballero, il Molfetta che aveva iniziato alla grande il secondo tempo col palo di Enrico con diverse grandi occasioni, poi il rosso a Calais cambiato l'andazzo del match, adesso il Molfetta deve inseguire e lo fa col power play, con Dell'Ernia con la maglia verde che gira questo pallone all'indietro da Arianna Piccinno, poi Pernazza, Piccinno, tratta anche Orru per difendere il quinto per il Cagliari. Pernazza, ancora poco movimento. Dell'Ernia, non c'è nessuna però sul secondo palo. Luna aveva messo una palla al centro, dove però non aveva trovato nessuna compagna. C'è comunque una deviazione e comunque un possesso Molfetta quando si va a entrare nell'ultimo quarto di questa gara. Dell'Ernia, Piccinno, Pernazza, Dell'Ernia, Piccinno, Dell'Ernia, Filippa Mendes intercetta, si resta libero. Dell'Ernia, Pernazza, Piccinno, scambia di posizione Luna con Pernazza, Dell'Ernia torna indietro da Piccinno, ancora poco movimento però, palla resta lontana dalla porta di Ricottini. Piccinno, eccolo il cambio per Luna che calcia, poi Caballero, palo incredibile, parata sensazionale di Ricottini che toglie dalla porta il 4-2 di Caballero. Dell'Ernia, Pernazza, Luna aveva rotto la prima pressione il Molfetta ed era arrivata la palla gol, incredibile la parata di Ricottini. Caballero, Piccinno, Ricottini smanaccia, calcio d'angolo. Batte Caballero, fuori, Pernazza, la palla resta lì e Luna fa 4-2. Tapping vincente di Andrea Luna, 4-2 femminile. Molfetta torna a -2 dal Cagliari. Il destro di Pernazza, la risposta di Ricottini e poi Luna fa 4-2 con 8:56 da giocare. Rientra Furno, rientra anche Boukaleb tra i vali del Molfetta. Vecchione, Furno, palla che passa subito per Vecchione, se l'allunga, non la prende più, rinvio dal fondo. Boukaleb a rinvio, alza la pressione il Cagliari, Boukaleb trova bene Caballero
che prova a mettere in movimento Luna. Palla arretrata per la connazionale che non può arrivarci. Rientra Pellegrini. Adesso si gioca anche sui dettagli questa gara. Virdis. Palla persa. Caballero. Virdis riemerge e recupera palla solo per un attimo. Luna sposta, calcia, murata da Furno, palla vagante. Virdis è la più rapida. Virdis ancora. Virdis, gran palla. Vecchione per il quarto gol. Bocale per un attimo. Vecchione. 5-2 Cagliari. Scatenata Vecchione. Torna a più 3 la formazione rossoblu. La ripartenza letale. La velocità con cui Virdis ha seminato le avversarie. La palla per Vecchione. 5-2. Dura poco il momento positivo del Molfetta in questa gara. Ancora una volta nel momento di massima spinta arriva il gol del Cagliari. Dell'Ernia, Piccino, Luna, Dell'Ernia, Caballero in buca per Luna. Magistrale quinto di movimento del Molfetta. 5-3. Ancora Andrea Luna sull'assist di Caballero. Doppietta per la spagnola. Partita che può dire ancora tantissimo. 8-0-2 da giocare. Furno. Pellegrini. Cambia banda da Cochito. Pressata a tutto campo. Piccino ruba palla, si scontra con Caballero, ma la meglio Piccino. Caballero, Piccino, Luna. Piccino. Caballero. Calcia da centrocampo, deviazione, rimessa laterale. Utile per far entrare Gaia Dell'Ernia con la maglia verde. 7:38 da giocare. Piccino. Dell'Ernia. Piccino. Luna. Piccino. Dell'Ernia ancora. Piccino. Difende 1-2-1 a rombo il Cagliari in questo frangente. Luna. Dell'Ernia. C'era Simona Ginosa sul secondo palo. La palla non arriva a destinazione. Dell'Ernia rischia tantissimo su Filippa Mendes. Ginosa ci mette il piede. Rimessa laterale. Cambio volante per far rientrare Boucaleb. Possesso Cagliari. Pellegrini alla battuta. Molfetta pronta alla pressione feroce sullo scarico di Faustin Pellegrini, che giustamente cerca Vecchione. Non è una cattiva idea andare dalla 77 questo pomeriggio. 4 gol, prestazione gigantesca. Furno lascia Cochito la battuta, colpisce però Luna e riparte Ginosa in 2 contro 2. La rapidità di Ginosa, da sola, Ginosa! Ancora Ricottini, determinante in uscita. Che partita di Giulia Ricottini! Si sta prendendo la scena al Palapoli. Il portiere classe 2001, ex VIP e Montesilvano. Decisiva ancora su Ginosa. Piccino, Dell'Ernia, Piccino. 7 ancora da giocare. Luna torna indietro. Dove c'è Piccino? Dell'Ernia, Piccino. Alza la testa, finta il destro, cerca una compagna libera, torna ancora da Dell'Ernia. Offre uno spunto Caballero, premiato, deviato il suo passaggio. Calcio d'angolo Molfetta. Pronta Caballero. Movimento profondo di Ginosa, anticipata invece Luna da Maria Fabiana Vecchione. Dell'Ernia. Piccino. Dell'Ernia. Piccino finta. Poi da Luna. Palla difficile, troppo alta. Caballero non la controlla. Rimessa Cagliari, rialza la pressione il Molfetta, rientra Cochito. Furno batte lei. In avanti, ancora da Vecchione, la tiene con Piccino che ha la meglio, poi ancora Vecchione sul pallone, pulita. Vecchione, gran palla, Cochito, finta, il destro, Cochito, Ginosa, ruba un altro pallone, fa correre Caballero, scivola però sul parquet del Palapoli. Rimessa laterale per il Cagliari, 6 minuti e 11 secondi da giocare. Molfetta 3, Cagliari 5. Pellegrini batte la rimessa. In avanti da Vecchione,
Prova a girarsi, in qualche modo Piccino alla meglio e riesce anche a trovare un corridoio per la corsa di Caballero, che avanza, calcia sulla spinta di Vecchione, punizione e cartellino giallo per la numero 77, quarto fallo del Cagliari. Con 6 minuti da giocare, punizione da posizione importante per il Molfetta, per liberare una delle sue tiratrici. Punizione per il Molfetta, vertice basso dell'area di rigore. Ricottini sistema la barriera. Caballero e Luna sul punto di battuta. Parte Luna col destro, Filippa Mendes anticipa tutte, poi Piccino. Ginosa non controlla, la rimessa è ancora del Cagliari. Rientrano Cochito e Pellegrini, fuori Mendes e Virdis. Queste le scelte di Mister Giorgi quando c'è da attaccare. Ricottini da Pellegrini, Molfetta prova ad alzare la linea di pressione, ma si cerca e si va sempre da Vecchione, che stavolta sbaglia però il passaggio. Rimessa laterale, il Molfetta rimette il power play. Deve però velocizzare la battuta Luna. Ginosa sulla pressione di Vecchione, non c'è il portiere, rischia tantissimo il Molfetta, che in qualche modo riesce a tornare in possesso del pallone. Rientra Bukaleb per dare una pressione pulita, un'uscita da pressione pulita su questa rimessa, che Piccino gioca in avanti cercando Caballero, controllo di Suola e prova ad andare da sola. Torna da Luna. Luna all'1 contro 1, insistito con Cochito, poi Piccino, 5:20 da giocare. Pellegrini recupera palla con un fallo, poi Pellegrini calcia a palla lontana, si prende un giallo francamente evitabile. E il quinto fallo intanto del Cagliari in questa ripresa. Bonus esaurito dal prossimo fallo, sarà tiro libero. Fuori Ginosa, rientra Pernazza. Adesso è una sfida anche a scacchi fra le due panchine. Ogni mossa può essere quella determinante. Una partita così equilibrata, molto divertente in questa ripresa soprattutto. Pernazza, avanza lei. Dell'Ernia, fuori c'è Piccino. Dell'Ernia sulla pressione di Filippa Mendes, che tocca per ultimo anche se non è d'accordo. Piccino, Pernazza, Piccino ancora, da Luna che imbuca, non ci arriva Caballero. Resta alta impressione il Molfetta, rientra Bukaleb tra i pali, ultimi 5 di questa bella partita. Ricottini cerca Vecchione, non è mai una cattiva idea, stavolta però sono sbagliate le misure. Si alza in pressione anche il Cagliari, che ovviamente non vuole che il Molfetta giochi col portiere di movimento. Allora Bukaleb sulla corsa di Piccino, che controlla, lascia lì per Caballero, sola contro maglie azzurre. Caballero la tiene. Pernazza, Luna, 1 contro 1 con Cochito, converge Luna, fermata bene da Cochito. Aresu, Pellegrini in difficoltà, palla in tribuna, cambia il portiere del Molfetta, rientra il power play. Pernazza si sistema lo scarpino, 4:38 da giocare, Cagliari avanti di 2, Molfetta col quinto di movimento e in massima pressione. Piccino, Dell'Ernia, ancora Pernazza, Luna non ha spazio per imbucare, torna indietro da Pernazza, l'ex Bitonto poi da Dell'Ernia, subito Piccino. Pernazza, Dell'Ernia, Piccino, Dell'Ernia, subito Caballero, fuori, Luna deve provare a calciare, lascia lì per Pernazza. Virdis si sostituisce a Ricottini e salva il Cagliari. Piccino, Dell'Ernia, Piccino, ancora poi Pernazza, palla un po' complicata, Dell'Ernia la tiene in campo, alza la testa, calcia, Vecchione ben appostata, sarà rimessa. Dato via un altro minuto, sono 4 quelli che ci separano dalla sirena finale. Caballero, Dell'Ernia, Piccino, Pernazza, Dell'Ernia, Piccino alza la testa, lascia partire la puntata destra che termina alta. Time out Cagliari.
3 minuti 56 secondi da giocare al Palapoli. Molfetta 3, Cagliari 5. Dopo il time out di Mister Giorgi, Ricottini rimetterà il pallone in gioco col Molfetta sempre alto in pressione. Cochito, parallela, Aresu contro Pernazza, alla meglio Aresu, si allaccia con Pernazza che la sporca in rimessa laterale, guadagna campo e secondi il Cagliari. Aresu, destro di Aresu, per un attimo soltanto Piccino, poi Caballero intercetta ma sarà rimessa per il Cagliari, che prova a tenere lontano la palla dalla propria area di rigore. Occhio al mancino di Cachito, battuta velocemente, Pellegri colpisce Luna che insegue questo pallone, arriva anche Aresu, si rifugia da Ricottini che alza il destro direttamente dalla collega Boucaleb. Subito Pernazza, lascia lì a Piccino, finta di Piccino, alza la testa, Caballero prova a puntare Vecchione, non trova però Luna e allora la rimessa per il Cagliari. Squadre ovviamente anche molto stanche. Cochito, Aresu in avanti, Vecchione anticipata da Ariana Piccino. Il possesso è ancora del Cagliari, che dopo il time out è stato bravo nella gestione del pallone. Ricottini da Aresu, allora si alza la pressione biancorossa, Aresu va da Vecchione, la tiene in qualche modo, poi Pellegri, Caballero alla meglio, Luna alza la testa, Pernazza ancora da Luna, cambia il portiere il Molfetta, Luna però va da sola, Pellegri la scorta verso il fondo. $2,50 da giocare, rinvio per Ricottini che lancia lontano, non controlla stavolta Vecchione, ancora rinvio, stavolta per Boucaleb. Boucaleb cerca Caballero, controllo di petto della spagnola, arriva Cochito, poi Pernazza, subito da Luna, la tiene la spagnola, ancora Caballero, accelera, calcia, Ricottini come sempre attenta, sarà calcio d'angolo. Dell'Ernia, Piccino, Dell'Ernia, Piccino alza la testa, finta il destro, Pernazza da Caballero che non controlla, troppo potente questo passaggio. Altra occasione sciupata dal Molfetta, 2:21 al termine. Il Cagliari lancia lontano con Virdis che si impegna ma non mantiene in campo il pallone. Rientra Dell'Ernia con la maglia verde, spinge ancora il Molfetta in cerca del gol del -1. Dell'Ernia, Pernazza, Luna in buca, facile per Ricottini, non c'è il portiere, il destro di Ricottini non inquadra la porta, rinvio dal fondo. Stavolta il Cagliari non va a pressare e il Molfetta allora si ridistende. Ultimi 120 secondi con Dell'Ernia, Piccino, Pernazza alza la testa, stavolta centralmente Caballero, allora Dell'Ernia da dietro, ancora Piccino, ancora Dell'Ernia, ancora dalla 8, palla un po' lenta, Pernazza, Dell'Ernia, Piccino, Luna controlla, prova ad andare da sola, la palla resta lì, Ricottini allontana Piccino, ben appostata, 90 secondi al termine, ci riprova il Molfetta che non vuole arrendersi. Dell'Ernia, Pernazza, Piccino, Luna lascia lì, Pernazza in buca, palla fuori. Pronta Ricottini, lontano, Vecchione anticipata da Piccino, sarà rimessa per il Cagliari che può ancora tenere questo pallone sotto i piedi. Aresu, Virdis da Ricottini in avanti, cerca ancora Vecchione che tiene in campo il pallone solo per un attimo, rinvio dal fondo per Boucaleb. Siamo però entrati nell'ultimo minuto e i gol da recuperare per il Molfetta sono 2.
cercata Caballero contro Areso all'1 contro 1. Caballero la lavora, spalla alla porta, lascia lì Piccino, imbuca l'angolo. 5-4, 54 secondi da giocare, può succedere ancora di tutto. Primo gol stagionale per Arianna Piccino. E adesso 54 secondi da vivere tutti d'un fiato dal Palapoli. Vecchione da Virdis, Ricottini avanza lontano, Bucaleb non controlla e Vecchione beffa ancora una volta il Molfetta. 6-4, incredibile al Palapoli. 6-4, Vecchione dopo il lancio lungo. Ancora un tap in vincente. Piccino, tutto da rifare ancora una volta per il Molfetta. Dell'Ernia, Piccino, Pernazza, da Luna, 30 secondi, Luna, bene Dell'Ernia, area di rigore, torna però indietro, Piccino, Pernazza, calcia lei, ancora Ricottini. Pronta Caballero. Dietro da Piccino. Dell'Ernia, Luna, Piccino. Luna alza la testa, calcia, Ricottini. C'è la sua firma su questo risultato. Pronta Luna del corner, qui Virdis prende il giallo. Si gioca ma l'arbitro sta guardando tutt'altro e quindi non si gioca. Pronta Luna alla battuta di questo corner, fuori da Dell'Ernia. Piccino, fermata da Cerbone. Ultimi 8 secondi. Piccino, Luna, secondo palo, imbuca, Cerbone, fermata, Pellegrini prova l'ultimo tiro che va in rete. 7-4, finisce qui. Finisce col gol di Pellegrini. Femminile Molfetta 4, Cagliari 7. E il Cagliari porta a casa 3 punti fondamentali per il prosieguo della sua stagione al termine di una partita ricca di spunti, ricca di gol, ricca di emozioni. Alla fine ha avuto la meglio la formazione rosso-blu. Suona la sirena al Palapoli, scorrono i titoli di coda su Femminile Molfetta Cagliari. Da Gabriele Pappolla è tutto, a risentirci per le grandi emozioni del futsal.